È ancora avvolta da un giallo la morte di Giuseppe Azzolin, l'83enne di Salcedo trovato dal figlio senza vita con il corpo semicarbonizzato nella sua abitazione di via Garibaldi. L'anziano, ipovedente, conosciuto da tutti come Bruno, da tempo si era rintanato nella sua villetta a causa anche delle gravi condizioni di salute in cui versava. Solo uno dei suoi 4 figli lo andava a trovare con una certa regolarità per vedere come stava, per dargli una mano in casa, affiancando il lavoro di alcune badanti che in diversi momenti erano state assunte. Azzolin, che aveva lavorato come agricoltore prima della pensione, era considerato da tutti una persona schiva e solitaria. Da una prima ricostruzione della tragedia, l'83enne si sarebbe avvicinato troppo a una fiamma del fornello in cucina e forse l'abbigliamento in materiale altamente infiammabile avrebbe preso fuoco, non dandogli scampo. Quello che solleva non poche perplessità è il fatto che nulla attorno a lui sia stato intaccato dalle fiamme ed è questo il particolare che sta tenendo in allerta gli inquirenti. I carabinieri infatti stanno esaminando tutte le piste perché nulla venga tralasciato. Intanto, nel giardino della villetta resta il grosso cane pastore dagli occhi tristi perché il suo padrone non c'è più.